Colazione qui. Oggi si parte così. Traversato. Mi fa anche freddo. Tolgo questo. Si vede la schiera? No, figurati. La vedremo noi. La prendo, la stacco. Stiamo salendo a ritmo molto sostenuto per concludere l'alta via. Non si lascia a metà nulla, sveglia criminale, colazione sul comodino, letteralmente seduti per terra, pane secco, marmellata, uno schiaffo, Nutella, uno schiaffo e si sale. Nuvole no, l'importante è non piova e fino a pomeriggio non dovrebbe piovere. Mi sembra la fine dell'alta via dell'Adamello in cui dovevamo arrivare in tempo a Edolo per prendere il treno. Anche oggi è una roba simile. C'è un momento in cui bisogna essere eroi, questo è quello. Esatto, il momento eroico dell'alta via, sempre l'ultimo giorno. E comunque bella vista oggi. Siamo on top of the Schiera Mountain. Neanche una croce. Mai una! Mai una gioia! Vabbè, però soddisfazione, dai. Meno che lì avanti. A meno che ci sia una croce dopo? Ah, vedo qualcosa però. Seguiamo questo. Sassolini ancora. C'è una cassetta di vetta. La croce è un tombino. Vabbè, ragazzi. Belluno. Stiamo scendendo. Qua sopra c'è la Schiera che non ci ha dato una gioia di vista. Ora vediamo Belluno e si va. Bivacco, ma che carino, rosso, ma sembra nuovo quasi, cioè non è una gattina come il nostro Frattini, è ben messo, sì. Si è scesi da lì e guardate che ambiente pazzesco. Schiera sempre nella nebbia, non ho mai visto la vetta della Schiera neanche dal basso, pazzesco. Bellissimo, qua si passa in questi faraglioni. Rifugio Settimo Alpini. E ora si è aperto un po', devo dire che la Schiera fa una certa impressione. Molto bella, che montagna. E carino il rifugio anche. Super cute. Cavolo, sono un po' triste che sta finendo l'alta via. Però bello, si va giù. In discesa va al rifugio. Dove? Il sentiero. Carino questo sentiero, cavolo. Che bella città Belluno, hanno questo sentiero che va su al rifugio. Nell'imbocco dell'alta via, strabello proprio. Tutto questo, ditemi voi se non abbiamo mai preso acqua in tutta l'alta via e dobbiamo prendere tipo a 2 km da Bolzano, praticamente in città. Fa quasi ridere, però vabbè, finita. È stato bello, è stato molto bello, anzi una vacanza che ci piace un sacco, questo stile di vacanze in rifugio. Noi piace vivere in montagna, mi piace stare in montagna, camminare in montagna, scalare in montagna, qualsiasi cosa ci piace. Belluno città. Tappa numero 2100. No, non è vero. Fine alta via. Ci siamo presi la pioggia fino a qua, abbiamo mangiato una poké perché eravamo affamati. Sotto la pioggia. E ora è finito quasi un sole. Commenti a caldo sull'alta via.
molto bella, molto frequente, all'offerta non dato tanto, ma meno di quello che mi aspettavo. Anch'io mi Dalla aspettavo 2 alla 9 non possono essere che meglio, quindi da questa è spettacolare. Esatto, l'altra via Poi 1 l'abbiamo era più modificata un turistica, pochino, probabilmente noi l'abbiamo modificata a modo nostro, però ti dirò che avevo trovato anche meno gente di quanto mi aspettavo. Wow, scusate, brutti ma buoni strudel allora lo strudel zuccheroso sopra. Eh sì, questo sembra buono. Perché se poi torniamo in Trentino. Sì, infatti ora siamo in Veneto, mamma mia. Matteo e Silvia quando vedono un forno. Davvero esce fuori un profumo pazzesco. Quindi sì, pensavamo anche più frequentata, invece alla fine è stato gestibile. I rifugi erano belli pieni, quasi tutti quelli sull'alta via. Quello meno pieno era quello ovviamente fuori dall'alta via, cioè Giussani, giusto? Sì, Che che è sull'alta via 9. Però come vi dicevo, pastificio, mamma mia. Guardate qua. No, comunque sì, come vi dicevo prima, ci piace un sacco questo stile di vacanza e lo rifarei 1000 volte. Ci è andata abbastanza bene con il meteo perché alla fin fine in Alta Via non abbiamo preso pioggia, già questo Mai. è un lusso. Peccato per un po' di nubi che non ci hanno fatto godere i panorami, tipo sul Civetta, se ci pensi, abbiamo visto Civetta sono un po' niente. sfortunati, sì. Sì, visto niente, una fatica immane, visto niente. Però vabbè, abbiamo fatto la Freddo ferrata, immane, sì, fatica immane. freddo. E questo tipo di vacanze dicevamo che danno un sacco, davvero. È incredibile, tu fai queste vacanze, vedi, impari, vedi dove sono le montagne, capisci un sacco di roba. Oltre, vabbè, alla fine anche a legare un sacco con i tuoi compagni di viaggio, ancora di più con Matteo in generale. Quindi, Perché abbassa la voce mentre dici queste cose? ma perché non è che mi va di urlare i cavoli miei in centro a Belluno, però... Cavolo, ce la fa. Niente. Scemo. Carina Belluno alla fine, stiamo cercando delle mele da comprare. E niente, grazie per averci seguiti. A presto.